Saluto a tutti, secondo giorno di campa qui in Cabigurso, rimane eravamo in Barretta, lì a Ubaisolo d'Adora, oggi siamo in Oliastro e mi visita un luogo magnifico, un mulino che è stato rimesso in balla da Meria d'Oliastro e mi ridrò subito a Alain e Anthony Moscone che fanno qui uso olio d'olive. RCFM e Campa Qui. Sto mulino di un mulino dell'abbandono e a comune per recuperare il patrimonio del paese ha potuto ripiare il mulino e rimetterlo in attività. E quando ha visto che il mulino poi girare, tanto abbiamo recuperato un aliveto e recuperiamo l'olive e facciamo girare il mulino, facciamo un'attività per il paese e tutto il mondo è bello, ciò che si passa e tutto il mondo è contento e bello ciò che si passa a girare il mulino. La storia è nata che io abbiamo sempre fatto l'olio d'oliva da quando eravamo zitelli e allora c'è stata questa occasione di ripiare la liveda di un paese e continuare a principiare un'attività di fare l'olio d'oliva, un po' come mica a fare litri, ma un po' con l'olio d'oliva per far girare un mulino per il paese, un po' per tutto. Allora, la lieve sono da Redo Paese, d'Oliastro, tutta la lada che fa di Oliastro di una liveda, un'anziana liveda, che sono live che hanno 500-600 anni, sono vecchie live che abbiamo rimesso tutto in stato, in valore. Le razze da live sono cabanacce, ma razza di Cabigorso, graspolude e un po' di Iancaglia. C'è poco preso 4 ettari di terreni, sono poco preso 80-90 livi. Cominciamo a cogliere marzo-aprile, sino a fine maggio, dopo già fa secca un mese e mezzo di far seccare la liva all'antico e dopo una volta sono secche, pulite, portiamo qui al mulino e facciamo l'olio come facciamo non so. Hai visto il marzo e il ioi e antivano e spieghiamo tutto il funzionamento di un mulino, di principio fino di agricoltura. Ora abbiamo modernizzare di agricoltura che ho messo i filetti e per farli seccare, ho fatto un seccatoio che più presto fatti avanti, vicino a seccare dei granati antica e tutte mucine. Ora facciamo seccare errate, ho fatto rate come scagni e faccio seccare. E dopo lo stesso secca pulimmo e portiamo qui al mulino e facciamo girare un mulino a tutta l'antica, pressiamo anche all'antica, tutto con i zimbini, ma tutto come facevano avanti. Ma noi cogliamo la lieva matura, mica la lieva verde. La lieva quando è matura casca nel sole e facciamo l'olio con la lieva matura, tutto come facevano avanti. No, a moicchia lieva è un vecchio mulino, non può mica fare un olio moderno, come fa tutta l'antica. Domani continueremo la nostra spaziata in Cabigorso, a Punante dunque, eravamo in Barretta, lì in Oliastro oggi, e domani saremo in Onza, andremo a scontrare un'osteria di Caroline Chobon, che tane l'osteria Boccavine dunque in Onza. A domani dunque per il nostro terzo giorno di Campa Qui, sempre in Cabigorso. RCFM e Campa Qui.